Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il nostro Focus TG, 12 in punto, mezzogiorno spaccato e fino alle 13:30, quindi per un'ora e mezzo. Staremo in compagnia come sempre, anche oggi, mercoledì 10 luglio, e ci sarà la possibilità di farci compagnia naturalmente e un po' di vedere quello che sta accadendo a nord-est, quello che è già successo nelle scorse ore, quello che succederà o che sta per succedere o addirittura è in corso, e questo lo possiamo fare grazie ai nostri collegamenti in diretta con i colleghi che viaggiano nel territorio del nord-est e ovviamente ci aggiornano su tutto quello che accade, e proprio questo stiamo per fare, perché la prima notizia che diamo viene da fuori. Siamo infatti pronti a collegarci con Montegrotto Terme, dove per noi ci sono Valentina Visentin e Federico Cibotto, per parlare di controlli di vicinato a causa di episodi davvero spiacevoli di cronaca che stanno accadendo in questi giorni, in queste ore, nella zona delle terme. Vero Valentina? A te la linea. Sì, buongiorno da Montegrotto Terme. Noi siamo in via Enodio, dove si è verificato qualche giorno fa degli atti vandalici che sono davvero preoccupanti, perché non è un banale atto vandalico come si può pensare, c'è qualcuno che striscia la fiancata di una macchina, ma è molto più pericoloso. Adesso vi spiegheremo perché. Perché ad esempio nelle auto in sosta come queste alcuni residenti hanno trovato i bulloni del pneumatico svitati, e quindi alcuni di loro, quando hanno messo in moto la macchina, fatti pochi metri, si sono resi conto, insomma, che si stava viaggiando in modo piuttosto pericoloso. Qui con me c'è Gino De Paoli, che è responsabile del controllo di vicinato di via Enodio, ma in prima persona, diciamo, è stato coinvolto anche da questo atto vandalico, perché suo figlio si è trovato i bulloni svitati. Intanto, come si è accorto e quanti episodi poi sono emersi di questo atto? Naturalmente guidando la macchina, perché non si vede subito se sono svitati, si sente praticamente che lo sterzo non è più il solito, e quindi si è preoccupato, è andato all'officina qui vicino e hanno constatato che i bulloni erano svitati. Una signora sono stati svitati a tutti e quattro le ruote i bulloni, quindi questo si può configurare come un tentato omicidio per quanto riguarda il mio pensiero, perché insomma è una ruota che se ne va perché qualcuno ha mollato i bulloni, non si è mai sentito, oppure se non perché si vuol fare un attentato. Devo dire che voi avete avuto queste notizie dall'articolo del Gazzettino che ho letto io poco fa, perché mi trovavo fuori città, e devo dire che il Garzotto ha scritto delle inesattezze, in quanto io non sono responsabile di zona di Montegrotto è il signor Giorgio Tripodi. Io sono responsabile di questa vietta, vedete, è una vietta piccola, via Enodio. Approfittiamo magari per dire a chi ha avuto questi episodi di denunciare, perché se non si fa denuncia poi non si arriva. Volevo anche terminare con l'articolo, perché ci sono state scritte delle cose che Garzotto poteva sinceramente tenersele per sé, perché fanno parte del passato. È inutile che mi tiri fuori che io ero stato candidato eccetera. Allora, la denuncia che va fatta, io ho esortato i miei concittadini della via di denunciare ai carabinieri questo fatto gravissimo, e lo dovrebbero fare tutti, perché hanno modo di poter iniziare le indagini. Se non ricevono la denuncia, rimane che questo signore o questi ragazzi, penso io, o svitati che vanno a svitare i bulloni delle ruote, continueranno impunemente questa cosa. Quindi bisogna che il cittadino italiano si renda conto che deve dare ai carabinieri, attraverso la denuncia, l'input per iniziare le indagini. Ci sono le telecamere, ci sono i mezzi, loro possono arrivare, ma se non hanno un qualcuno che li fa partire, l'indagine non parte, e siamo tutti a rischio, perché veramente, guardate, non è uno scherzo quello che è accaduto, e non va assolutamente sottovalutato. Grazie mille signor Gino De Paoli, speriamo insomma che possano partire le indagini grazie alle denunce, e che si arrivi a trovare, a identificare il colpevole. Da Montegrotto Terme è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin e a Federico Cibotto per questa veramente spiacevole situazione.
ovviamente residenti con gli occhi aperti, preoccupati, e ci uniamo, diciamo, a questo invito a presentare denuncia, a sporgere denuncia alle forze dell'ordine per poter così avviare le indagini, perché insomma non credo sia uno scherzo, lo sarebbe veramente di cattivo gusto, ma credo che ci sia qualcosa di più, insomma, quindi è giusto che venga scoperto il responsabile e possibilmente anche punito in questo caso. Quindi parlavamo di Montegrotto Terme, però ovviamente estendiamo il nostro invito anche ad altre persone, magari in altri comuni, che hanno diciamo, avuto lo stesso trattamento, ed è quello di denunciare. Ho iniziato la trasmissione dicendo mercoledì 10 luglio, avevo fatto apposta per vedere se eravate attenti, naturalmente giovedì, non mercoledì, ho perso un po' la cognizione del tempo, il 10 è giusto, il giorno invece molto meno. Allora, andiamo avanti con la cronaca, poi naturalmente andremo ancora fuori dallo studio con i nostri collegamenti. Adesso la cronaca, perché c'è stata insomma una sentenza importante ieri pomeriggio, quella relativa al delitto di Vanessa Ballan. È arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Treviso, che ha condannato Bujar Fandai, 41 anni, all'ergastolo per questo omicidio. Ci sono state lacrime, lo sfogo dei genitori in aula, le parole del fratello, insomma è stata veramente, come era logico attendersi, una sentenza, un pomeriggio e una vicenda che ha scosso molto anche chi era presente ieri in tribunale. Sentiamo il racconto di Christian Arboit. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Treviso dichiara Fandai Bujar responsabile dei reati poi ascritti, condanna il nominato imputato alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare in carcere. Sono le frasi di mamma Roberta, rivolta al killer della figlia, a tagliare il silenzio calato dopo la pronuncia della Corte d'Assise di Treviso. Per il 41enne kosovaro Bujar Fandai, il massimo dunque della pena. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto 28 anni di carcere. Era il 19 dicembre del 2023 quando l'uomo si introdusse nell'abitazione a Riese Pio X di Vanessa Ballan, all'epoca 26enne e incinta del secondo figlio, uccidendola a coltellate. Premeditazione, revenge porn, porto abusivo d'armi, solo alcune delle aggravanti contestate e che sicuramente hanno pesato nella condanna all'ergastolo, anche se bisognerà attendere le motivazioni. Non ci aspettavamo nulla di diverso, francamente, però del pari dobbiamo dire, l'avvocata Baggio ed io, che in un caso come questo non ci sono mai vincitori. Abbiamo un imputato che ha perso la libertà, abbiamo una famiglia che ha perso una madre, una figlia, una compagna, una sorella. Abbiamo una giovane donna che ha perso la vita. Io credo che la pronuncia di una Corte d'Assise nell'ambito di un processo che certamente ha dimostrato la giustezza che i processi debbono dimostrare, ecco, credo che in questo contesto la giustizia derivante da un giusto processo e quindi da una giusta sentenza ci sia stata. L'abbraccio dei genitori di Vanessa con i legali è stato liberatorio, più volte è riecheggiata la parola giustizia, con loro anche il compagno di Vanessa e il fratello Nicola, e lui l'unico a trovare la forza di un commento. Giustizia, la giustizia diciamo di sì, ma ciò che voglio sostenere la brutalità con quanto tutto questo è successo, ed è quello che dobbiamo pensare e portare tutto a livello molto più umano. Abbiamo anche le reazioni, diciamo così, dopo questa sentenza, ma la cronaca incombe, quindi andiamo subito da Lucio Zanato, perché c'è un vertice in provincia legato a questi tuffi pericolosi che nel Piave si ripetono sempre più di frequente, nonostante insomma la cronaca sconsigli, viste le tragedie che sono accadute. Lucio, subito a te la linea, perché hai fretta, perché?
Ho fretta perché intanto buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono qui in provincia di Treviso perché sta per terminare il vertice organizzato dalla prefettura con tutti i sindaci dell'Asta del Piave, ma anche con l'assessore Bottacin della Regione del Veneto e anche il Consorzio Piave, per vedere di trovare una soluzione a questo continuo problema, anzi a queste tragedie che continuano a ripetersi lungo l'Asta del Piave. 2 morti nell'arco di nemmeno un mese sono un bilancio molto pesante per chi non conosce il Piave e magari cercando un po' di refrigerio finisce col perdere la vita. Proprio per questo c'è stata questa riunione con tutti i sindaci, promotore il sindaco di Spresiano della Pietra, ma abbiamo visto il sindaco di Valdobbiadene, il sindaco di Salgareda, insomma tutta l'Asta del Piave è stata convocata dal prefetto per trovare delle soluzioni. Si parla di cartelli multilingue per spiegare a chi non è autoctono che il Piave è pericoloso e che alcune zone non vanno assolutamente frequentate, ma si parla anche di aree recintate per impedire proprio la balneazione. Ma vi racconteremo tutto più tardi, intanto noi aspettiamo perché tra qualche minuto dovrebbe uscire il prefetto e ti restituisco la linea. Grazie Lucio, allora ci ricollegheremo con te appena avrai novità nel senso di il risultato di questo vertice. Ovviamente sentendo le voci dei protagonisti, quindi tra poco con Lucio Zanato che è collegato con noi dalla provincia di Treviso. Era giusto però intanto anticipare il contenuto e far capire la gravità e l'importanza di questo problema. Dicevo prima che, sempre tornando alla sentenza di ieri per l'omicidio di Vanessa Ballan, ci sono anche le reazioni ovviamente di vario tipo dopo la sentenza. L'uomo condannato non ha parlato, è stato subito portato in carcere. Siamo sorpresi, aspettiamo la motivazione del giudice, dicono le legali appunto di Bujar Fandai. Sentiamo allora altre voci. Non ci aspettavamo questo tipo di sentenze partendo dal presupposto che lo stesso pubblico ministero non lo aveva chiesto, quindi la Corte è andata oltre le richieste del pubblico ministero. Ora ovviamente non possiamo comprendere il motivo di questa decisione e l'unica mossa possibile è quella di attendere di poter leggere la sentenza e a quel punto capiremo e valuteremo innanzitutto se sia il caso di proporre un appello e valutare eventualmente quali sono gli aspetti che non sono stati considerati, presi in luce. Il Sinta ha parlato, ha scambiato qualche battuta con Fandai? Non ha parlato. Non ha detto nulla? No. Si è chiuso nel silenzio, sta riflettendo, ovviamente comprende la gravità e la serietà della pronuncia, tuttavia è in attesa anche lui di comprendere qual è stato poi il ragionamento che ha portato a discostarsi da quello che era il filone posto in essere dalla Procura in questi mesi. Altra vicenda giudiziaria di questi giorni, sempre nel Trevigiano, con Franco Battaglia che è stato assolto dall'accusa di omicidio. La libertà non ha prezzo, i killer di Anica sono più di uno, ha detto in un'intervista a Ring. Sentiamo qualche pezzo di questa intervista. Come sta? Adesso bene. La libertà non ha prezzo. Non ha prezzo. La libertà non ha prezzo, dice Franco Battaglia, scarcerato dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio di Anica Panfile, la 31enne trovata morta nel Piave a Spresiano. Nell'intervista esclusiva rilasciata a Ferdinando Avarino a Ring, i mesi delle indagini, l'arresto, la detenzione, 535 giorni per poi essere riconosciuto non colpevole. A 80 anni, dice, si soffre di più. Che rapporto c'era tra voi? Un rapporto di lavoro umano. Un rapporto di lavoro, faceva il suo lavoro in pescheria, il suo lavoro in pescheria da me, assieme a altre 7-8 persone, era considerata tanto sul lavoro, percepiva il giusto, sicuramente i soldi non gli bastavano mai. Sempre l'ho aiutata. Che movente potrei aver avuto io contro una persona che lavorava da me ed eravamo contenti di lei. L'uccisione di Anica, un fatto che non sa spiegarsi. Non ho mai creduto che una persona potesse fargli del male se non all'infuori di suo marito,
che aveva il terrore, conosceva la vita. Pertanto io credevo che fosse morta più di, non so, un attacco al cuore, tanto è stato accertato che per le sostanze... il 50% di probabilità era che sia morta di overdose. Non sapevo dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di Anica, continua Battaggia, convinto, come il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea, che a ucciderla e a gettare il corpo nel Piave siano state più persone. Mi pare evidente che se c'è stato una morte per soffocamento e nella dinamica un afferramento dei polsi, vedo difficile che sia stato un unico esecutore. Parla del suo passato, il carcere per omicidio, quel reato lo ammette senza esitazioni, legami solo di conoscenza, non di partecipazione alle loro azioni con la mala del Brenta. Che abbia conosciuto qualcuno che facesse parte di questa organizzazione, lei, che era Di Maniero, sì, lei sicuramente ha conosciuto qualcuno. Ho conosciuto qualcuno. Ma non ha lavorato con queste persone? No, ma io ho lavorato in pescheria. No, vabbè, ho capito. E Di Felice Maniero dice: non lo conosco, non l'ho mai conosciuto. È chiaro che non ho parlato bene, perché uno che fa la spia, dopo una mente criminale come la sua, nessuno ha ombra di dubbio, ma a fare incarcerare i suoi amici. Un'inchiesta, quella sull'omicidio del Piave, su cui c'è ancora da lavorare, da scavare, la pista albanese, le minacce ad Anica, ma in mezzo c'è finito Battaggia con alle spalle un passato burrascoso. Era meglio che la colpa cadesse su Battaggia che su altri? E dunque, per non alcuni so se era meglio, era più facile. Era più facile. E allora avete sentito questa intervista rilasciata a Ringa, il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, e insomma, è una vicenda che sicuramente ha fatto discutere e che farà discutere ancora molto. Sono le 12:16, siamo già andati a Montegrotto Terme per parlare di questi odiosi episodi di gomme pneumatici allentati e non si sa perché, quindi denunce che potrebbero portare alla luce, lo speriamo, il responsabile. Ci siamo collegati con Treviso, dove Lucio Zanato sta aspettando che finisca il vertice in prefettura sui bagni nel Piave, i tuffi nel fiume Piave che non si possono fare, che invece hanno portato a tante tragedie in queste ultime settimane. Adesso andiamo a Bassano, perché c'è stata una lite in pieno centro nelle scorse ore tra due persone, un fatto che è accaduto l'altra notte e che continua a destare preoccupazione sul fronte della sicurezza in città. È spuntato anche un fumogeno durante questo litigio. Allora ce ne parla Mirko Cavallin, che si trova con l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono con l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo per commentare quanto accaduto l'altra notte, poco prima di mezzanotte, quindi non proprio in orario tardo. C'è stato un litigio tra due persone nella zona di Via Verci, quindi praticamente in pieno centro a Bassano. Per ricostruire quanto accaduto vediamo il servizio di Ferdinando Garavello. Prima il tira e molla con il bidone del vetro, poi la lotta a colpi di bottiglia e ombrello e alla fine spunta pure un fumogeno. Accade anche questo nella notte bassanese, animata da un violento alterco fra due uomini che ha tirato giù dal letto parecchi residenti del centro storico. Il parapiglia è andato in scena in Via Verci nella notte fra lunedì e martedì, in un orario in cui in teoria ci dovrebbe essere ancora parecchia gente in giro nel salotto buono cittadino. L'orario, segnato nel video che sta facendo il giro del web, colloca la vicenda poco prima di mezzanotte, quando due individui iniziano a menarsi. Uno di due ha una bottiglia in mano, l'altro semplicemente un ombrello. Quest'ultimo intima al suo avversario di andarsene a casa. Prendi vai a casa. Prendi vai a casa. Che? Fermi. Vai a casa, vai a tu. Alla fine i due sembrano abbandonare l'arena, ma il rumore di una bottiglia rotta alza di nuovo la tensione e quando quello che sembra più giovane monta sul monopattino per seguire l'avversario, i ruoli si ribaltano.
All'improvviso la follia. Non si sa neanche come e da dove, ma spunta un fumogeno rosso con il quale il giovane va a picchiare per ben 2 volte contro l'ombrello dell'altro protagonista di questa incredibile scena, prima di darsi alla fuga. Nessuno sa come sia andata a finire, ma quello che emerge dal video è che di notte il centro di Bassano è terra di nessuno, terra di risse, terra di scontri, di urla, di fumogeni usati come manganelli. E chi vive in questa terra di nessuno non è affatto contento di tutto ciò. Assessore, allora abbiamo visto quanto accaduto, lei che informazioni ha fresche di mano? Ho informazioni su quanto stanno facendo molto bene i carabinieri, che stanno facendo il punto degli episodi, un paio di episodi per la verità questo e un altro accaduti quella sera, sempre in zona centrale, e su cui hanno ottimi elementi per chiudere il cerchio sulle identità. E quindi dopodiché si punterà tanto attraverso il commissariato di sollecitare dei provvedimenti di allontanamento dal centro, dal comune di Bassano. Comunque quello che intendo dire è che le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro, anche col supporto delle nostre telecamere, che sono ancora più puntuali di quanto è stato visionato dal cittadino. Le nostre telecamere danno ulteriori conferme e stiamo facendo appunto un quadro della situazione non solo di quella sera, ma anche di altri episodi che possono essere un campanello d'allarme per Bassano. Ecco, non è il primo episodio, qui appunto non era notte fonda, pare dalle prime informazioni che i due fossero usciti insieme da un locale della zona. Potrebbero essere persone già note? Allora, sicuramente il soggetto che ha aggredito è in corso di identificazione, però è persona conosciuta a questo punto. L'altro è un cittadino che avremo modo di contattare per la sua testimonianza, che ci sarà molto utile. Quello che raccomando è che chiunque vede situazioni particolarmente allarmanti chiami immediatamente il 112 in particolare o il 113 per permettere un intervento urgente e tempestivo. Quella sera in particolare c'erano varie pattuglie in zona e avrebbero facilitato enormemente l'attività di riscontro. Quindi insomma un richiamo anche ai cittadini, bene le immagini, bene documentare il fatto che comunque è passato anche tramite le telecamere del comune, ma la prima cosa da fare è sempre il numero 112, il numero unico di emergenza. Le telecamere del comune hanno dato ampio risalto a quanto il cittadino aveva riscontrato e questo dimostra che la copertura comincia a essere adeguata. Quindi è fondamentale chiamare le forze dell'ordine per permettere un intervento tempestivo. Bene, allora attendiamo sviluppi anche delle immagini dei carabinieri con l'assessore Alessandro Campagnolo, Alessandro Costacuta alla parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko, grazie a Alessandro, grazie al vostro ospite e insomma guardia alta Bassano dunque sul fronte della sicurezza per quello che è accaduto, per quello che potrebbe accadere, quindi certamente non bisogna sottovalutare nulla, bene che le forze dell'ordine indaghino e bene che ci sia attenzione anche da parte nostra insomma su questi temi. Sono le 12:23. Ci spostiamo, rimaniamo sempre nella parte nord del Veneto, ma ci spostiamo nel Bellunese perché andiamo a Longarone, per la precisione, dove è in corso la cerimonia di inaugurazione di un sito dedicato alla lavorazione del metallo che raddoppia una superficie produttiva che già penso fosse ampia e quindi significa che dopo la crisi Safilo sono stati mantenuti gli impegni dal direttore, anzi dall'amministratore delegato, quindi insomma dall'azienda, da Telios. Per noi c'è Tiziana Bolognani con Nicoletta Rizzetto. Raccontaci tutto, Tiziana, dove sei? Facci anche un preambolo meteo dicendoci com'è il tempo lì da voi.
Sì, buongiorno Federico. Il preambolo meteo è che, come accade in montagna, giornate limpidissime sino a mezzogiorno e poi cominciano ad arrivare le nubi, le vedete verso lo stabilimento in questo momento oscura la visuale verso nord, quindi verso la zona del Cadore e dell'Auronzano, quindi della Valle d'Anziei, però vi posso garantire che le nuvole potrebbero svilupparsi temporali pomeridiani, come capita e siamo abituati sempre d'estate. L'importante è che si tratti di piccoli eventi e non eventi importanti come quelli che purtroppo ai noi si sono ripetuti in queste settimane, che hanno causato non pochi guai, e non solo a San Vito, dove la strada, lo sapete, è stata riaperta ieri, ma poi prima ancora c'era stata la tremenda frana di Cancia. State vedendo con le immagini di Nicoletta Rizzetto, che mi assiste per la parte tecnica, il momento del taglio del nastro di questo nuovo stabilimento, che nasce dalle ceneri della ex Safilo. Fino a 2 anni fa e prima ancora, in questo stesso luogo vi abbiamo parlato, raccontato, mostrato le proteste dei lavoratori, del mondo sindacale, ma della società bellunese intera, con le marce, i cortei, a bloccare anche la statale 51 di Alemagna, e sono stati anni davvero complicatissimi per la ex Safilo nel sito produttivo, che era il primo insediamento produttivo nella zona artigianale industriale di Longarone. La decisione di cedere i rami d'azienda, una parte all'Innovatec, che si trova adesso nella parte opposta e che Nicoletta vi può mostrare se gira banalmente di 90 gradi la telecamera, e dal lato opposto invece, dove ci troviamo noi, ciò che è nato grazie al grande investimento che ha fatto Telios Group, che fa parte di LVMH. Come sapete, LVMH è il gruppo leader mondiale nel settore del lusso, nel campo della moda. Allora, questo grande investimento che cosa ha comportato? Certamente il riassorbimento di 250 lavoratori ex Safilo, e poi investimenti importanti e consistenti dal punto di vista economico, una trattativa che si è svolta all'unitavolo dell'unità di crisi della regione del Veneto. E allora vi faccio sentire l'assessora veneta al lavoro Valeria Mantovan, insieme a lei l'amministratore delegato di Telios Group Alessandro Zanardo. Poi la linea può tornare allo studio. Siamo davvero soddisfatti ed emozionati per questa giornata, che segna un traguardo sia per Telios, che è un'eccellenza produttiva del territorio, che oggi si rinnova, si amplia, si in qualche modo riqualifica. Ma siamo ancora più soddisfatti perché la Regione del Veneto, e con l'unità di crisi aziendale, ha avuto un ruolo fondamentale per arrivare a questa giornata. Infatti a novembre 2023, quando la ex Safilo annunciava la chiusura dello stabilimento, abbiamo avuto un ruolo di mediazione molto importante, che ha permesso poi a Telios di rilevare questo stabilimento, ridare nuova vita, ma soprattutto assorbire 250 addetti. Abbiamo acquisito ufficialmente questo stabilimento a fine del 2023. Abbiamo impiegato alcuni mesi per ridare avvio alle attività industriali e con un tempistica anche molto più veloce del piano abbiamo riassorbito 250 dipendenti con il know-how che volevamo portarci in casa, perché un know-how è preziosissimo. Poi abbiamo impiegato i mesi successivi per rinnovare lo stabilimento e oggi siamo all'inaugurazione, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione architettonica. È un polo per noi importantissimo dedicato all'occhiale in metallo a ciclo completo. Devo dire che c'è questo strumento che ha posto in essere la Regione del Veneto, che è il tavolo di unità di crisi, e che fa della concertazione la sua arma più potente, sta in qualche modo tamponando quelle che possono essere le situazioni di criticità, ma le sta tamponando grazie al senso di responsabilità che le tante aziende venete dimostrano quando arrivano sul nostro tavolo. Per cui questo è un ruolo dove tutti fanno la loro parte, dove tutti sono dalla stessa parte indipendentemente dal colore politico o dalle proprie idee.
Grazie a Tiziana Bolognani, a Nicoletta Rizzetto e naturalmente agli ospiti che ha avuto dopo questa finestra nel bellunese. Torniamo alla cronaca, perché il Gazzettino online, quindi la versione che troviamo in rete, ci racconta del cadavere di una donna trovato nell'Adige. Potrebbe trattarsi di Clara Rossignoli, la 79enne sparita l'8 aprile. Questo stando alle primissime informazioni. La donna era di Legnano, in provincia di Verona, non si avevano più notizie, come dicevo, dall'8 aprile. E non si avevano più notizie, o comunque qualcosa di simile, nel senso che era sparita da settimane anche questa donna che abitava a Venezia, e per la quale ci colleghiamo con Filippo Fois. Siamo in diretta con lui e con Sandro Ponchio, che ci raccontano cos'è successo, e insomma anche qui una tragedia vera e propria, Filippo. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Vi regaliamo questo scorcio della laguna di Venezia dall'isola della Giudecca. Questa è la laguna sud di Venezia, ed è proprio qui, nel luogo in cui ci troviamo, in campo Jungans, che si è consumata la tragedia di cui accennavi, un dramma della solitudine, quello di una donna di origine danese. Si chiamava Elisabeth Christensen Rosenberg, che abitava qui a Venezia, in questo luogo. Da qualche anno conduceva una vita molto appartata, la si vedeva passeggiare, ci hanno raccontato i residenti, con un inseparabile cane che poi è venuto a mancare. Da allora la sua vita si è fatta ancora più riservata. E cosa è successo? Che dopo parecchio tempo in cui non la sentiva, il fratello, che evidentemente sta in Danimarca, ha dato l'allarme su quali potessero essere le condizioni della sorella. A quel punto si sono mobilitati i vicini di casa e sono state allertate le forze dell'ordine, che sono entrate nell'appartamento. È questo stabile che vedete alle mie spalle. Qui purtroppo c'è stata l'amara scoperta. La signora Rosenberg era deceduta, ed era deceduta anche da parecchie settimane. Il suo corpo si trovava in stato di mummificazione. Una volta fatta la scoperta, naturalmente sono stati avvisati i parenti, e qui si è aperto qualche riflessione anche su questi drammi della solitudine, che purtroppo in una società in cui l'età media avanza e spesso si rimane soli possono capitare con sempre maggiore frequenza. È il caso anche di quest'isola della Giudecca, che pur essendo molto abitata ha una prevalenza di, come tutta Venezia, di abitanti di una certa età. Naturalmente c'è stato lo sconcerto per quello che è accaduto, e purtroppo però, come detto, la signora già faceva una vita riservata, e per cui nessuno evidentemente si era preoccupato del fatto che oramai da diverse settimane non la si vedesse più in giro. E io direi che per ora da Venezia è tutto. Federico, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois, a Sandro Ponchio, grazie per questo racconto purtroppo amaro, e come diceva Filippo, insomma, tragedia della solitudine che ci colpisce un po' tutti. Rimaniamo tutti un po' sgomenti di fronte a queste vicende, a questi avvenimenti. 12:33, giovedì 10 luglio, abbiamo trascorso insieme questa prima mezz'ora, uscendo già spesso da qui, andando dalle terme euganee alla montagna, a Longarone, alla laguna, quindi a Venezia, anzi per la precisione all'isola della Giudecca. Siamo stati a Treviso. Direi che insomma abbiamo già viaggiato in lungo e in largo per il nord-est, e poi lo faremo ancora. Adesso apriamo una pagina di politica, perché è arrivata l'ufficialità, cioè parliamo delle elezioni regionali. Mi candido alla presidenza della Regione Veneto perché credo nella possibilità reale di un cambiamento. Così Giovanni Manildo, 55 anni, sposato, 3 figli, avvocato, esperto di comunità energetiche ed ex sindaco di Treviso, parla per la prima volta dopo aver accettato la candidatura a presidente offertagli dalla più ampia coalizione di centrosinistra mai costruita in Veneto. Un'alleanza larga, plurale, che nasce da un lungo lavoro di confronto, dice Manildo,
e che ringrazio in tutte le sue componenti: Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Il Veneto vale, Più Europa, Volta Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale. Nella speranza che possa rafforzarsi ancora questa coalizione, dopo 30 anni di potere del centrodestra si apre una fase nuova, fondativa, costituente, conclude Giovanni Manildo, che ovviamente nelle prossime ore avremo sicuramente anche ai nostri microfoni. Intanto però cresce la tensione nel centrodestra, all'interno del centrodestra, tra Lega e Forza Italia, dopo l'attacco del coordinatore regionale degli Azzurri, Flavio Tosi, alla regione ai dati, parlando soprattutto dei dati della Corte dei Conti. Durissime le parole di risposta di Roberto Marcato. Facciamo il punto della situazione. Ecco un'ANSA, Tosi, Forza Italia. Sanità e Pedemontana, problemi indicati da Corte dei Conti. In eredità Zaia, voragini nel bilancio regionale. Cioè io pensavo che l'opposizione la facesse il Partito Democratico, invece oggi scopriamo in maniera incontrovertibile che l'opposizione alla giunta Zaia la fa Forza Italia. Ma questi sarebbero i nostri alleati di oggi e soprattutto gli alleati del futuro. Cioè che cosa deve succedere ancora per battere un colpo? No, lo sto chiedendo perché se dobbiamo governare, immaginare di governare la Regione Veneto con questi alleati, io francamente la vedo davvero dura. Cioè accusare il presidente Zaia di lasciare delle voragini nel bilancio regionale è di una gravità inaudita. Spero che ci sia un chiarimento quanto prima, altrimenti, come vado dicendo ormai da mesi e forse da troppi mesi, è bene andare da soli, perché tanto mettetevelo in testa, vinciamo comunque. Chiaro? Molto duro Roberto Marcato, quindi si prevedono scintille all'interno del centrodestra, già ci sono, però insomma vedremo poi la reazione anche di altri esponenti del centrodestra, mentre come detto il centrosinistra ha espresso ufficialmente il suo candidato Giovanni Manildo. A proposito di politica, andiamo in Friuli Venezia Giulia per il riconoscimento economico al personale sanitario e il potenziamento della protezione civile, che sono i fiori all'occhiello, secondo il governatore Massimiliano Fedriga, tra i vari provvedimenti compresi nell'assestamento estivo. Il Presidente, a margine di un incontro, ha parlato anche della crisi della Triestina Calcio. E su questo abbiamo fatto, penso, la misura più importante a livello nazionale per quanto riguarda il riconoscimento anche economico del personale sanitario. Particolarmente soddisfatto il Presidente Fedriga per i fondi messi in assestamento per potenziare la sanità regionale e il personale che ogni giorno lavora per garantire i servizi. In particolar modo in quelle specialità che vedono intanto maggiore difficoltà nel reperire personale, ma dall'altro anche bisogna riconoscere ovviamente le difficoltà. Basti pensare con le turnistiche nell'emergenza-urgenza che abbiamo voluto riconoscere specificatamente con, devo dire, importi estremamente importanti, non soltanto in termini di valore assoluto, ma anche proprio per il valore del singolo professionista, che trova un incremento importantissimo dal punto di vista salariale. Un ampio capitolo è riservato poi al mantenimento dell'eccellenza della protezione civile regionale, anche a fronte del crescente impegno sul territorio dovuto a sempre più frequenti fenomeni atmosferici ad alto impatto. Noi sulla protezione civile vogliamo ovviamente continuare a tenere una qualità di interventi e quindi anche tra i volontari alta, e per questo tutti gli investimenti che facciamo sulla formazione, sull'acquisto di nuovi mezzi, sulla collaborazione ovviamente sui comuni è fondamentale. La nostra protezione civile oggettivamente, ovviamente sono di parte, però ne ho viste altre, oggettivamente tra le migliori a livello europeo. Infine una parola sulla crisi della Triestina Calcio. Io più che una parola sulla Triestina, spesso la Triestina parola e dalla proprietà della Triestina parola sul futuro della società, però ecco, mi sembra che ci sia
non ci sia stata risposta. Penso che l'appello delle istituzioni è stato fatto in modo pubblico e chiaro, di tutte le istituzioni. Le scelte però, lo ribadisco, sono due: o si trovano le risorse e ci devono essere adesso, o la società deve essere venduta, non si può pensare di trascinarla nel baratro. Una nostra incursione dunque in Friuli Venezia Giulia, grazie ai colleghi di Tele4. E torniamo alla cronaca, torniamo in Veneto e per la precisione a Sossano, siamo in provincia di Vicenza. Un bracciante che era scomparso nel nulla è stato ritrovato morto in un campo di mais. E al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Sentiamo. La scomparsa, l'angoscia, poi il dramma. È stato trovato morto in un campo di mais. Tutto accade nelle campagne di Sossano, nel Basso Vicentino. I carabinieri stanno indagando sulla fine misteriosa di un bracciante liberiano. Michael Tony aveva 43 anni, lavoratore serio, meticoloso, ed è questo che ha allertato subito chi lo conosceva. L'ultima volta in cui è stato visto era il 26 giugno, quando ha terminato la giornata di lavoro. Poi più nulla, scomparso. Alle chiamate il cellulare suonava, ma non rispondeva nessuno. Strano, inusuale per uno come lui. Tanto che il 1° luglio il titolare dell'azienda per cui lavorava, Michael Tony, si è presentato in caserma dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Poi ieri mattina la svolta in un campo di mais spuntato qualche giorno prima con un macchinario. La lavorazione andava terminata manualmente, ma quando i braccianti sono arrivati sul posto si sono imbattuti in un corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione. A Sossano sono accorsi i carabinieri del nucleo investigativo provinciale. La vittima è stata riconosciuta grazie ai documenti che aveva con sé. Nelle tasche dei vestiti sono stati trovati anche il cellulare con le batterie ormai scariche e una ventina di euro. A quanto parrebbe, da un primo esame effettuato sul cadavere dal medico legale, la data del decesso sarebbe compatibile con quella della scomparsa. Il corpo, rimasto esposto prima al caldo soffocante e poi alle piogge violente degli ultimi giorni, non ha permesso riscontri certi sulle cause della morte. Non sono state riscontrate ferite evidenti, ma solo l'autopsia potrà dare le prime risposte. La procura ha aperto un fascicolo, ma per il momento la morte del bracciante è ancora un giallo. Grazie a Carlo Inghilleri per questa notizia di cronaca arrivata proprio questa mattina e quindi aggiornamento immediato da parte della nostra redazione di Vicenza. Ora parliamo ancora di cronaca perché un 49enne violento che era già stato allontanato dalla ex compagna è andato da lei con una scusa e l'ha riempita di botte. È stato portato in carcere. Sentiamo il servizio di Ilaria Marchiori. Doveva stare lontano dall'ex compagna e dal comune di Salzano dove lei vive, ma così non è stato. Dopo l'intervento dei carabinieri lo scorso aprile e il conseguente divieto di avvicinamento dal Tribunale di Venezia per le violenze tra le mura domestiche, un 49enne senza fissa dimora è tornato col pretesto di prendere alcuni vestiti che aveva lasciato a casa della donna. Ma una volta lì ha iniziato a insultarla, aggredirla e picchiarla. Scattato l'allert e soccorsa la vittima, i carabinieri di Noale sono partiti alla ricerca del 49enne, rintracciandolo infine a Chioggia, dove è stato preso e portato in carcere in aggravamento delle misure di allontanamento. Alla luce di quanto accaduto, il giudice ha disposto una misura cautelare in carcere per prevenire altre aggressioni nei confronti della donna. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Rimaniamo nel veneziano, a Mestre per la precisione, sempre con la nostra redazione di Venezia. Abbiamo già incontrato Filippo Fois che era collegato con noi dall'isola della Giudecca. Adesso Ilaria che ci ha raccontato di questa vicenda purtroppo drammatica e adesso con Anna Maria Parisi invece andiamo in via Piave a Mestre appunto perché un ladro rasta ha rubato un cellulare. Poi si è precipitato dal barbiere per cambiare look e non essere riconosciuto, ma è stato incastrato e arrestato poi grazie alle immagini di videosorveglianza del negozio. Vediamo. È
Ecco il video che immortale incastra il ladro, nemmeno trentenne di nazionalità nordafricana, con i dreadlock raccolti in cima alla testa mentre ruba un cellulare al negozio di elettronica e riparazioni Tian Tian in via Piave a Mestre. Ladro che poi, dopo il furto, si è presentato dal vicino barbiere per tagliare i rasta, nell'inutile speranza che con il nuovo taglio e look nessuno lo riconoscesse. Così non è stato, visto che il ladro è molto conosciuto sia dai residenti che dagli uomini delle forze dell'ordine che l'hanno tratto in arresto. Il ladro, oramai ex rasta, pare sia un senza fissa dimora e nulla facente. Da tempo bazzica intorno alla zona, specie lungo i giardinetti vicini alla stazione e spesso insieme ad una ragazza del posto di bassa statura. Qui è conosciuto da tutti, anche dalle pattuglie delle forze dell'ordine che monitorano questa fragilissima dal punto di vista della sicurezza zona della città e ostaggio di criminali sbandati e persone con problemi di tossicodipendenza, come l'africano incastrato dalle immagini della videocamera del negozio depredato del telefono cellulare. Grazie ad Anna Maria Parisi per la cronaca che ci ha raccontato da Mestre. Adesso torniamo in montagna, siamo già stati a Longarone per parlare di lavoro, per parlare dell'occupazione, per parlare dell'ampliamento del sito produttivo che appunto produrrà occhiali di un tipo molto specifico e particolare e con, diciamo, un ampliamento sia della zona produttiva che dell'occupazione, quindi una buona notizia. E parzialmente buona notizia è anche quella che arriva dalla statale 51 di Alemagna, che finalmente è transitabile, quindi è stata riaperta nelle scorse ore, rimosso il divieto di transito a causa della frana che c'era stata a Dogana Vecchia, quindi nella zona di Cortina, prima di Cortina. La circolazione è ripresa regolarmente, ma ci sono, ecco, questa è la notizia magari meno buona, delle limitazioni di orario. Allora facciamo un po' il punto della situazione. È finito l'incubo sulla 51 di Alemagna. Alle 13 sono stati rimossi i divieti di transito a Dogana Vecchia tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Dopo quasi 10 giorni si circola normalmente in orario diurno fra le 7 e le 20, con chiusura nella fascia notturna. Vigilanza a vista e chiusura nel caso di precipitazioni intense o di movimento di detriti. La provincia ha installato i pluviometri collegati a semafori e il rosso scatterà per pericolo imminente. Un sistema che replica in tutto e per tutto l'esperienza sulla 51, ma a Vittorio Veneto. Nelle prossime ore gli orari delle corriere, in questi giorni deviate in Val d'Ansiei, verranno adeguate agli orari di apertura della strada, ma già fanno discutere i lavoratori delle attività ricettive che iniziano i propri turni prima delle 7 del mattino e certamente concludono la giornata dopo le 20. Confcommercio ha incontrato il prefetto di Belluno per segnalare difficoltà e istanze delle imprese connesse alla gestione della frana. Il confronto ha considerato possibili soluzioni di viabilità alternativa anche nel medio termine, come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, per evitare il ricorso a chiusure a singhiozzo dell'Alemagna. Sul fronte dell'emergenza, la provincia, con un'ultima variazione di bilancio, ha destinato altri 700.000 euro agli interventi urgenti, portando il totale degli stanziamenti a 2 milioni di euro. Ma non bastano. Il mio è un grido d'aiuto, ma soprattutto è quella che è la constatazione della realtà, ma i fronti sono tanti e le risorse che servono anche tante, quindi noi abbiamo bisogno veramente di un aiuto da parte della Regione, del Governo, di chi può darci una mano per cercare di far fronte e mettere in sicurezza dei territori che sono fragili, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo soprattutto proteggere case e persone. Un appello accorato perché è in gioco la sicurezza di un'arteria fondamentale per l'intera montagna veneta, soprattutto in vista della stagione estiva e dei grandi eventi Olimpiadi in testa. Un'attenzione diffusa non solo al Cadore ma anche all'Agordino e all'Alpago, dove vengono costantemente monitorate situazioni di fragilità idrogeologica che potrebbero peggiorare con ulteriori eventi meteo intensi. E sempre parlando di montagna, però, dobbiamo anche registrare che l'antitrust ha acceso un faro sugli ski pass, prezzo e canali di vendita, e ha avviato un'istruttoria nei confronti del Dolomiti Superski per presunta intesa contro la concorrenza. Sono 12 i consorzi di zona aderenti al Dolomiti Superski. Tra questi, per la provincia di Belluno, ci sono il Consorzio Impianti a Fune di Cortina, San Vito, Auronzo, Misurina, il Consorzio Civetta e il Consorzio Araba Marmolada.
Ieri i funzionari dell'autorità, con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi del Dolomiti Superski e dei consorzi di zona che vi aderiscono, che abbiamo appena elencato, quindi insomma indagini in corso. Ora andiamo a Treviso ancora per parlare di Guardia di Finanza, ma sotto un fronte diverso, perché il legale rappresentante di una società che ha sede appunto a Treviso è finito al centro di un'inchiesta delle Fiamme Gialle. Insieme ad altri 98 imprenditori in tutta Italia otteneva appalti pubblici grazie ad un consorzio già colpito però dall'interdittiva antimafia. Oltre 40 aziende coinvolte in tutta Italia che ottenevano appalti pubblici in modo fraudolento per un danno erariale stimato di 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo contro il legale rappresentante di questo consorzio, la cui sede operativa era in provincia di Treviso. Nello specifico la documentazione falsa fa riferimento a contratti di avvalimento che sono stati sottoscritti con un consorzio stabile avente sede operativa nella provincia di Treviso che era titolare di un'attestazione SOA. Tale attestazione è necessaria per partecipare a lavori pubblici, a gare d'appalto per lavori pubblici del valore superiore a 150.000 euro. Un consorzio già colpito nel 2024 da un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Bologna, dove si trova la sede legale, ma che nonostante questo continuava ad operare. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto emergere come negli anni 2019 e 2020 il consorzio di fatto sparisse nel momento in cui gli appalti venivano giudicati, incassando però il 3% del valore degli stessi. Il rappresentante legale del consorzio, unitamente ai rappresentanti legali delle 40 società aggiudicatrici degli appalti, sono stati segnalati alle procure della Repubblica competenti territorialmente per il reato di turbata libertà degli incanti. Nessuna stazione appaltante a Treviso, ma una invece a Vicenza. Sono stati comunque gli accertamenti bancari e le perquisizioni locali domiciliari a consentire la maxi scoperta. Il denaro, dopo aver transitato su conti di altre società riconducibili al rappresentante legale e del suo nucleo familiare, veniva ritrasferito a beneficio ed interesse di società di diritto rumeno collegate allo stesso. Per tale motivo il rappresentante legale del consorzio trevigiano è stato segnalato anche per il reato di autoriciclaggio. Il provento illecito acquisito dal consorzio stabile, che era pari circa al 3% del valore dell'intero appalto, è stato reimpiegato dal rappresentante legale in società estere allo stesso riconducibili. Pertanto il soggetto è stato segnalato all'autorità giudiziaria locale per il reato di autoriciclaggio. Nel complesso sono stati 98 i soggetti segnalati anche alla Corte dei Conti. Grazie a Elena Del Forno, andiamo subito fuori dallo studio e ci ricolleghiamo con Lucio Zanato. Ci eravamo lasciati che stava per completarsi, stava per finire il vertice in prefettura a Treviso sulla vicenda della balneazione nel Piave, un problema molto serio. Qualche soluzione, Lucio, com'è andato questo vertice e raccontaci un po' se ci sono già dei provvedimenti e delle soluzioni. A te. Sì, intanto di nuovo buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Più che raccontarvi, vi faccio raccontare, perché qui abbiamo il sindaco di Spresiano e il sindaco di Giavere. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, è stato di fatto un po' il promotore di questa iniziativa, che poi è stata concretizzata dalla prefettura, anche se la sede qui è della provincia di Treviso. Sindaco, insomma, cosa avete deciso di pratico? Di pratico abbiamo deciso che intanto verrà istituito un tavolo tecnico permanente sul fiume Piave. Adesso vedremo chi lo coordinerà, quindi sarà la provincia piuttosto che la prefettura piuttosto che la regione, ma a cui parteciperanno i comuni. Ma andiamo sul pratico, i cartelli. I cartelli. Multilingua? Beh, i cartelli sicuramente dovranno essere multilingua. Dimmi, dai, so dove vuoi arrivare. Perché voi dovete sapere, esatto, perché la proposta del sindaco di Spresiano è quello di mettere i teschi a modello Gentilini. Mai parlare a telecamere spente con Lucio Zanato, questo è un consiglio che do ai colleghi. No, se si vuole essere dirompenti, secondo me si deve fare un'azione forte, e al di là del multilingua, che per l'amor di Dio è necessario, e anche inclusivo, diciamolo pure, ma credo che un teschio abbia bisogno di poche traduzioni, e quindi ecco un qualcosa di dirompente che indichi che chi
va a bagnarsi, chi entra in acqua può rischiare la vita. Ecco, io invece mi sposto con il sindaco di Giavara, perché invece l'altro tema che è stato affrontato è ma il Piave. Allora, intanto il prefetto ha detto che non è balneabile, non si deve fare il bagno, però in realtà qui c'è ancora molta confusione, quindi fare chiarezza su fino a quanto si può toccare l'acqua e dove. No, il Piave non è balneabile, cioè, questo è quello che il prefetto è, che è sempre stato. Dove e quando toccare l'acqua non è balneabile, quindi quello che dobbiamo comunicare è questo, nel senso che in maniera anche forte, decisa ma anche comprensibile, è proprio quello, nel senso che è un torrente che per questioni di climatico, anche per questioni stesse di centrali idroelettriche, può cambiare spesso e volentieri la sua conformità all'interno del suo alveo, e dentro quel limite là ben chiaro e ben delimitato non è balneabile, quindi questo è quello che è sempre stato e che dobbiamo continuare, dobbiamo cominciare a fare cultura, educare, diciamo, comunicare alla cittadinanza questo tipo di sanzioni e controlli. Sanzioni e controlli, se non si seguono le regole chiaramente ci sono le sanzioni. Adesso non è una questione di sanzioni, anche perché poi anche avere la giusta proporzione di chi poi fa la sanzione e rispetto. C'è un tema è stato discusso un tema sulla normativa che va approfondita, ma al di là della sanzione anche poi mettere in piedi un sistema, e i controlli vanno comunque supportati, è sempre diciamo il cane che si morsi la coda, no? Poi, perché per mettere in piedi un sistema poi deve esserci anche dall'altra parte, diciamo, partiamo dalla comunicazione. Le sanzioni potranno esserci perché comunque è non seguire delle regole, però io direi cominciamo a comunicare il perché e per cosa il Piave non è balneabile, e cominciamo a farlo anche pesantemente in maniera decisa. Questo è il nostro mission. Quindi insomma prevenire anziché curare poi con le sanzioni, prevenire con una campagna a tutto campo, mi pare di capire. Assolutamente sì, noi ci incontreremo già mercoledì prossimo, ci incontreremo proprio qui in provincia con tutti gli enti interessati, esattamente come abbiamo fatto oggi, e cominceremo a pensare a quella che sarà una campagna a 360 gradi proprio per informare non solo i cittadini dei comuni rivieraschi, ma i cittadini di tutta la provincia, e quindi poi dopo sarà necessario ampliare anche la parte comunicativa a tutti quanti i nostri territori, e pensando anche di andare fuori regione e fuori provincia se dovesse servire, perché gli accessi al Piave non sono solamente di persone che abitano nella zona o nei comuni rivieraschi, ma che vengono anche da molto lontano. Insomma, sembra un problema che all'inizio sembrava quasi circoscritto, in realtà è un problemone che va affrontato tutti assieme. Beh, assolutamente sì. Fortunatamente il Piave, io continuo a chiamarlo il Piave, comunque la Piave. La Piave, però mi piace chiamarlo il Piave, non so, è il Piave Mormorò, non la Piave Mormorò, ma al di là di questo, che adesso non voglio banalizzare la cosa, però è uno dei territori più belli che abbiamo, anche a livello turistico è una perla, per cui ecco, non cerchiamo di demonizzarlo. Quindi non filo spinato, non muri? Assolutamente no, l'accesso alle Grave e alla zona del Piave deve rimanere e deve essere assolutamente libero, anche perché davvero è un punto di forza del nostro territorio. Però ecco, quello che va demonizzato è il cattivo comportamento, la cattiva condotta, quindi è un discorso culturale, non un discorso territoriale in senso stretto. Quindi consapevolezza, questo è diciamo il tratto distintivo di questo incontro, cominciare con la consapevolezza di chi vive il Piave, di chi lo vuole frequentare, che lo sappia frequentare nella maniera giusta. Ho detto bene? Benissimo. Bene, detto questo ti restituisco la linea, Federico. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti, e allora insomma imboccata la strada per la gestione migliore del Piave e soprattutto per evitare che si ripetano tragedie, insomma consapevolezza, quindi chi frequenta queste zone deve sapere anche quali sono i pericoli e quindi adottare un comportamento di buon senso soprattutto. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo per rimanere con voi fino alle 13:30 con Focus TG. In punto, se n'è andata un'ora di Focus TG, abbiamo viaggiato in lungo e in largo per il nostro nord-est, compreso il Friuli Venezia Giulia,
Adesso torniamo nel Vicentino, dove siamo già stati per la cronaca, perché diciamo che sono le ore successive allo sgombero degli attivisti No TAV dall'ingresso del Bosco Calte ai ferrovieri, una vicenda insomma, che ha scosso parecchio l'opinione pubblica. La ditta incaricata dei lavori ha cementato la strada del cantiere protetta dalle forze dell'ordine. Un centinaio degli attivisti No TAV sono rimasti accampati nel Bosco Calte dei ferrovieri e nei pressi per presidiare l'area verde dopo lo sgombero forzato ieri dell'ingresso da parte delle forze dell'ordine. Non si aspettavano questa mattina però di vedere già arrivare un camion betoniera che ha posato in tempo record una colata di calcestruzzo come manto stradale lungo la via di accesso a quello che diventerà il cantiere. È un atto estremamente aggressivo, estremamente prepotente, secondo noi assolutamente non necessario rispetto ai lavori che sono riguardanti appunto il TAV, in quanto doveva essere solamente una strada di passaggio del cantiere, per cui basta semplicemente anche una terra battuta o un ghiaino. Questa cosa ci fa molto dolore, noi siamo qui ad osservare questa scena orribile. E continueremo a presidiare i boschi e non ci scoraggeremo. Il gruppo si era radunato già ieri in assemblea per coordinare le prossime mosse. Una trentina gli attivisti che sono stati portati via di peso dagli agenti dopo essersi incatenati ai cancello. Il bilancio della giornata è stato in realtà molto positivo da parte nostra, perché appunto abbiamo fatto una resistenza passiva e abbiamo fatto in modo che il RICAV 2 scortato dall'accelere si bloccasse all'entrata del bosco. Eravamo più di un centinaio di attivisti che si sono appunto barricati dentro al bosco e l'hanno continuato a difendere. Alle ore 19 l'assemblea che era stata indetta, nonostante il maltempo, è stata molto partecipata. Sono arrivati anche altri cittadini solidali che hanno deciso di far parte di questo presidio permanente che continuerà a esserci fino a che servirà, insomma. Un altro punto di vista di questa vicenda, con l'accesso al bosco di Calte sgomberato dalle forze dell'ordine, un sgombero che si è svolto senza particolari violenze contro gli attivisti No TAV. Il questore Francesco Zerilli infatti si dice soddisfatto del bilancio delle operazioni. Cercare doverosamente di far rispettare quella che è insomma la legalità di fronte a un acceso contrasto che invece potrebbe anche travalicare quelli che sono i limiti di ciò che è possibile e giusto fare. Il rischio appunto è sempre quello poi di dover utilizzare logicamente in modo giusto, legale e legittimo una forza per vincere una resistenza illegittima. Questo è sempre la preoccupazione. Quando questo non avviene oppure avviene in forma contenuta, così come è avvenuto ieri, chiaramente c'è sempre da essere soddisfatti. Il bilancio è dunque positivo per come si sono svolte le operazioni di sgombero delle resistenze dei No TAV dall'accesso del Bosco Calte. La prima operazione di quelle che si erano già paventate con l'intensificarsi del lavoro nei cantieri annunciato in questo periodo nel comune di Vicenza. Un'attività che si protrarrà nei prossimi anni e che sarà ancora ostacolata dagli attivisti. Per questo il questore ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti gli operatori per la professionalità dimostrata. Non abbiamo l'obiettivo, di liberare oppure di andare a sgomberare porzioni del territorio indipendentemente da questioni rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sono legate logicamente alla legittimità di dover poter fare delle opere che sono previste, stanziate e regolate dalla legge, e quindi chiaramente da questo punto di vista, ripeto, io non metto nel mirino nulla, ma vediamo quale sarà il programma, quello che si svilupperà, quali saranno le interazioni. Io quello che spero è che tutto si possa risolvere, pacificamente, perché questa è la cosa più importante. E questa protesta, con la relativa resistenza degli attivisti No TAV, infiamma anche il dibattito politico in città. Fratelli d'Italia
critica gli attivisti e anche la posizione del sindaco di Vicenza. Esprimiamo innanzitutto il nostro sentito plauso alle forze dell'ordine per aver condotto un'operazione di sgombero con grande fermezza e professionalità. Fratelli d'Italia condanna l'occupazione dei No-TAV. A parlare il presidente cittadino di Vicenza, Alessandro Benigno, che infiamma il dibattito politico criticando i militanti antagonisti che da mesi occupano l'area verde di Calte. Lo Stato c'è e dimostra di non piegarsi a chi intende vivere al di sopra della legge. Sul fronte della TAV il sindaco ha chiesto a IRICAV e a RFI la salvaguardia del bosco Lanerossi e la possibilità di salvare una parte delle aree verdi di Calte. Le sue parole oggi vengono criticate da Fratelli d'Italia. Abbiamo già approvato in Consiglio Comunale una mozione per chiedere di salvare il bosco Lanerossi e per salvare anche tutto ciò che sarà possibile nella zona di Calte. Questo perché quei boschi sono in area privata, ma abbiamo la possibilità di trasformarli in boschi pubblici, in boschi fruibili, e sono boschi tra l'altro con una grande biodiversità, quindi con un valore eccezionale per questo quartiere. Ce li hanno fatti scoprire gli attivisti che in questo anno e mezzo hanno fatto in modo che la città scoprisse questo patrimonio che prima non era conosciuto. Sorprende che il sindaco, solo grazie agli attivisti che hanno occupato illegalmente un'area verde, sia venuto al corrente di una parte della città probabilmente fino ad oggi a lui sconosciuta. In ogni caso non accettiamo alcun tipo di strumentalizzazione. L'interesse dello Stato, l'interesse della collettività viene prima di qualsivoglia altra istanza particolare, individuale. Il nostro auspicio in ogni caso, ma ne siamo certi, che la prefettura, la questura, le forze dell'ordine tutte sapranno gestire al meglio ogni tipo di situazione. 13:07, adesso andiamo a Padova perché arrivano i dati sulle immatricolazioni delle auto con un segno meno nel mese di giugno. I padovani sono concordi nel ritenere che i prezzi sono troppo alti e gli stipendi troppo bassi. Dati preoccupanti per le immatricolazioni auto nel mese di giugno 2025. Il dato nazionale parla di un meno 17,44% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati raccontano di un meno 20,38%. In un quadro così desolante, la provincia di Padova perde ancora di più perché segna un ribasso del 23,68%, che in termini numerici e non solo percentuali significa per la città del Santo un arretramento a 1.711 vetture immatricolate a fronte delle 2.242 di un anno fa, mentre è tutto sommato in linea con il 24 il dato accumulativo del primo semestre. 10.857 immatricolazioni nel 2025 contro le 11.056 del 2024. Una crisi che i padovani che abbiamo intervistato spiegano in un solo modo. Non ci sono soldi, siamo tutti presi a far tornare i conti per il necessario. Beh, non si compra più auto perché sono care, perché la gente se può ne prende una usata e guarda poco alla novità. I prezzi salgono, gli stipendi rimangono più o meno simili e quindi di conseguenza se la macchina inizia a costarti un modello base 30.000 euro non è da tutti. Non c'è una fetta di stipendio da elargire a queste cose, cioè non si riesce più a fare le vacanze, comprare auto, eccetera. Gli stipendi sono gli stessi e la vita costa di più. Una delle soluzioni può essere quella di reinserire gli incentivi per la rottamazione delle auto più vecchie. Gli incentivi sarebbero utili. Sì, io detasserei le aziende, d'accordo, ma aumenterei gli stipendi come ha fatto l'Europa di circa il 40%. Solo in Italia non è stato fatto. Non credo che sia la strada giusta. I soldi andrebbero spesi in altro modo, secondo me, non per le auto, ma per la sanità. Una curiosità, a giugno sono state immatricolate nella sola provincia di Padova 5 Ferrari, 3 Lamborghini e una Bentley. Sì,
È una curiosità, ma insomma è anche un po' lo specchio della situazione. Intanto adesso ci spostiamo da Padova, ma poi ci torniamo subito dopo per andare a Jesolo, perché è partito, anzi ripartito, il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi in generale frequenta le discoteche di Jesolo. Parte ufficialmente sabato 12 luglio il Disco Bus, il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi frequenta le discoteche di Jesolo e vuole rientrare a casa in sicurezza. Ci teniamo tantissimo alla sicurezza dei ragazzi, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. I ragazzi che si vogliono divertire sulle nostre località devono sapere che trovano sempre dei servizi che li possono aiutare. Non è soltanto, come qualcuno pensa, la possibilità di farli arrivare a casa sani e salvi perché magari hanno esagerato in qualcosa, ma semplicemente perché vogliamo abituarli a utilizzare i mezzi pubblici anche per venire nelle spiagge, quindi anche un trasporto consapevole può essere importante per la loro sicurezza e anche per la tranquillità dei loro genitori. L'iniziativa è già stata sperimentata grazie a Confcommercio Sandona Jesolo e Silb Fipecon, con il contributo dei comuni di Jesolo, Sandona di Piave, Musile di Piave e Eraclea e la collaborazione di ATVO. Ma ci sono altri progetti in campo. Da sempre continua il progetto con l'USL 4, il bus fuori dalle più importanti discoteche jesolane, c'è l'incontro fra i giovani, c'è una sorta di prevenzione e di monitoraggio rispetto al ballare sicuro, e quindi i giovani si avvicinano a questa iniziativa che ormai è più di 10 anni che la portiamo avanti, per cui per noi è un fiore all'occhiello. Poi la lotta all'abusivismo. La nostra crociata più grande è perché, ripeto, dietro queste soluzioni abusive ci sono delle cose veramente illegali e molto pericolose per i giovani. È che molto probabilmente i giovani non se ne rendono conto e partecipano a queste cose, però ripeto, il nostro focus principale più che mai, come in questi anni, è l'abusivismo. Il Disco Bus gratuito parte da Jesolo alle 2 e alle 4, caricando a Piazza Internazionale, zona Capannina e Maxim, Vanilla, Muretto, Marina, Kings e la stazione dei Pullman, e scaricando a Jesolo Paese, Eraclea, Sandona di Piave e Musile. Avevo detto che tornavamo subito a Padova, così è. Per un'inchiesta giudiziaria sparò contro un camion in tangenziale che lo aveva sorpassato, un ex guardia giurata, ora rischia il processo per tentato omicidio. Rischia di andare a processo per tentato omicidio e violenza privata. Si sono chiuse le indagini su un 51enne di Ponte San Nicolò, ex guardia giurata, che lo scorso 19 febbraio aveva esploso 6 colpi di pistola contro un furgone in tangenziale all'altezza di Albignasego. A scatenare la reazione violenta e a dir poco pericolosa dell'uomo una mancata precedenza da parte dell'autista del furgone. Per questo la guardia giurata l'aveva inseguito, speronato, e poi aveva esploso 6 colpi di pistola con la sua Glock, che avevano rischiato di colpire l'autotrasportatore romeno. Dopo il fatto l'arma gli era stata immediatamente ritirata ed era stato per questo licenziato. Secondo il pubblico ministero che ha condotto le indagini, il 51enne, in quanto guardia giurata, era un esperto conoscitore di armi e ha sparato ad una distanza ravvicinata di 15-20 centimetri, centrando il cassone del camion con 2 colpi. L'autotrasportatore, nonostante l'inseguimento, era riuscito ad allertare i carabinieri che avevano fermato l'ex guardia giurata. Ora il giudice per l'udienza preliminare dovrà decidere se mandarlo a processo. Una breve pausa, poi l'ultima parte di Focus TG. Alle 13:16 torniamo in studio per l'ultima parte di Focus TG di questo giovedì 10 luglio e andiamo a Vicenza per parlare di degrado e criminalità, perché i cittadini di Via Napoli sono andati in comune a depositare le firme che avevano raccolto a favore della zona rossa. Zona rossa, obiettivo riconquistare il quartiere. È per questo che i residenti di Via Napoli avevano aderito alla raccolta firme, un vero e proprio antidoto alla criminalità e allo spaccio di droga. Oggi quelle firme sono state portate in comune a Palazzo Trissino per essere protocollate, ma intanto il prefetto di Vicenza ha già attivato la zona rossa. Oggi abbiamo consegnato 921 firme che sono il risultato di questa straordinaria attività di partecipazione attiva
dei residenti della zona. Oggi in primis è la vittoria dei residenti, dei commercianti, di quei cittadini che hanno voluto fortemente l'istituzione della zona rossa. Abbiamo protocollato qui in comune all'attenzione del sindaco, del comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, 1 migliaio di firme. Questo è un primo passo, sappiamo benissimo che non sarà la soluzione a tutti i mali della zona, però il sindaco deve ammettere che questa decisione del prefetto è il frutto del fallimento della sua gestione della sicurezza, quindi meno chiacchiere e più fatti. Il dibattito politico sul fronte della sicurezza è più caldo che mai. Oggi si può tracciare un primo bilancio della zona rossa. In via Napoli i cittadini assicurano che si vedono i primi benefici. Sta funzionando, diciamo che Battaglione Monteberico e via Napoli sta avendo un attimo un respiro di sollievo. Beh, sicuramente un miglioramento c'è stato, soprattutto di giorno, che perlomeno non si siedono più a bivaccare sotto i portici del via Battaglione Monteberico. Come era prevedibile, il degrado non si è risolto però, ma si è solo spostato. Di sera, dopo una certa ora, che nella zona verso Piazzale Bologna, lì si sentono ancora liti, baruffe, ci sono ancora gli spacciatori. Si sono spostati un po', perché se prima era in Battaglione Monteberico, adesso sono all'angolo di Piazzale Bologna, anche ieri sera, tra di loro, perché sono varie bande. Ho visto 2 che si stavano prendendo a cazzotti. Si sono riversati tutti nell'angolo via Verdi, Piazzale Bologna, e alla sera è un degheio. Insomma, il degrado non si è risolto, ma si è in parte spostato. Per questo i cittadini chiedono alle istituzioni di tenere alta l'attenzione. Devono dare un attimo più attenzione a quella zona lì, di via Verdi con Piazzale Bologna, e non smettere, perché come si allontanano che non ci sono abbastanza controlli via Napoli e Battaglione Monteberico, arrivano. E noi abbiamo fotografie, documenti, facciamo in continuazione foto. La zona rossa scadrà il 30 settembre. Sarà allora che si traccerà il vero bilancio definitivo, se ha funzionato oppure no. Noi saremo lì a monitorare chiaramente, i conti li faremo a settembre e capiremo se è il caso o meno di tornare sulle strade e tornare a chiedere uno spostamento di provvedimento di zona rossa. Il 30 settembre tireremo le somme di quello che è stata questa sperimentazione dei primi 3 mesi e il 30 settembre, ripeto, chiederemo al prefetto e al comitato Ordine e Sicurezza Pubblica di valutare l'allargamento anche ad altre zone. Adesso andiamo a Venezia, perché i carabinieri sono stati impegnati alla stazione marittima in una vasta operazione antiterrorismo. Fortunatamente solo una simulazione nel contrasto a questo tipo di crimine. I cecchini dei carabinieri appostati e pronti all'azione con i rinforzi dei corpi armati speciali giunti da terra, via acqua e anche dai cieli sopra la città. Venezia, teatro di uno scenario a rischio terroristico durante una manifestazione pubblica. 80 gli uomini dell'Arma che si sono trovati a gestire con determinazione e prontezza complesse minacce da parte di criminali armati con tanto di presa d'ostaggi. Un contesto da brividi e più che realistico, anche se fortunatamente si è trattato di una esercitazione operativa con tanto di assetti dell'Arma territoriale, con negoziatori, artificieri, militari del nucleo natanti e operatori di centrale. È una simulazione funzionale a un'ipotesi di intervento, quindi dobbiamo tenerci pronti per qualsiasi eventualità. Laguna 103, il nome dell'operazione tenutasi al Molo 103 all'interno del porto commerciale del Tronchetto, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Venezia e Padova, con le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto, il SIO, le API, aliquote di primo intervento di Padova, il nucleo elicotteri di Belluno, le squadre cinofile di Torreglia e lo schieramento delle SOS, squadre operative di supporto. Abbiamo simulato un contesto per un evento criminale complesso, quindi un intervento in emergenza, un intervento che riguarda casi eccezionali, per dimostrare a noi prima che agli altri le nostre capacità, il raggiungimento degli obiettivi addestrativi che sono fondamentali per essere pronti in qualsiasi momento di intervenire.
Fondamentale la sinergia con l'autorità portuale e la Croce Rossa italiana, che hanno contribuito al supporto tecnico-logistico e al realismo dell'esercitazione, il cui fine resta sempre quello dei carabinieri come di tutte le forze dell'ordine: garantire la sicurezza della collettività. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia, per la precisione a Cividale, con i nostri colleghi, con Alessandro Surza nello specifico, per sentire il parere dei cittadini dopo le polemiche per la scomparsa dei cartelli trilingue lungo la rete ferroviaria, tra chi ritiene che sia giusto così e chi invece che sia una sconfitta per il territorio. Sei d'accordo, sì o no? Sì. Perché? Perché di sì. Siamo in Italia, deve essere scritto tutto in italiano. Quindi neanche friulano e neanche sloveno? Va bene anche friulano, sloveno no. Sloveno no. Continua a far discutere l'eliminazione dei cartelli trilingue lungo la FUC, la rete ferroviaria che collega Udine a Cividale, passando anche per Remanzacco e Moimacco. Tra chi è d'accordo che resti solo l'indicazione in italiano, chi invece rivuole la tripla denominazione e chi gradirebbe ne rimanessero solo due, scritta in italiano e scritta in friulano. Fatto sta che si discute, anche se probabilmente alla fine verranno reinserite, ma non si sa bene con certezza quando. Insomma, oltre ai dubbi sulla riapertura della linea, chiusa ormai da oltre un anno per i lavori per la messa in sicurezza e l'elettrificazione della tratta da parte di RFI, che dovrebbe tratta ripartire nel 2027, adesso c'è anche questa polemica territoriale e identitaria in corso. Direi che, insomma, visto che in queste zone abitano diverse etnie, è giusto che vengano comunque lasciate in modo tale che le persone riescano comunque a capire diciamo, la loro tipologia di lingua, la loro tipologia di dialetto, insomma lo trovo giusto. Cosa ne pensa delle scritte in friulano che sono sparite? E anche sloveno? Ma diciamo in generale io penso che le scritte servono a gente che non abita sul posto perché conosce dove andare, servono ai turisti. Vedere delle placche con 3 nomi diversi che poi sono 3 case certe volte fa tanto confusione. Non c'è perdita della territorialità, diciamo così? Non credo che quello porti perdita. In friulano va bene, lasciarle, in sloveno no. In sloveno bisognava eliminarle? Eliminarle. Però non sarebbe d'accordo? No. Ok, come mai? Cioè preferisco che ci siano, insomma. Per una rappresentanza anche del territorio? Certo. Le chiedo, è d'accordo o no che ci siano queste scritte? Ci siano per forza, bisogna mantenere l'identità. Ma che non sono sbagliate, cioè potrebbero rimanere nel rispetto del territorio che stiamo vivendo. Parliamo adesso della Romea, una delle strade più trafficate e anche più pericolose della nostra regione, a cavallo tra le province di Padova, Venezia, Rovigo. Non diremo mai no a prescindere, la dichiarazione del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, commentando quanto si sta facendo sulla Romea, appunto. È stato dato mandato praticamente ad ANAS di creare delle alternative, delle varianti all'attuale Romea e quindi non creare un nuovo tracciato di sana pianta da Mestre fino a Ravenna, ma creare delle alternative diciamo, che possano togliere il traffico di attraversamento dai centri. Io mi sono battuto per togliere il traffico di attraversamento del nostro territorio, tant'è che in una prima ipotesi sembra che dalla rotonda grande di Valli della Romea ci si possa collegare con questa nostra nuova strada, ecco, che verrà ovviamente disegnata e tracciata e dovrebbe uscire tra Porto Eviro e Rosolina. Quindi per me salvare la zona di Sant'Anna, Cavanella e Valli è cosa importante. La Romea, che coinvolge oltre la provincia di Venezia anche quella di Padova, continua a creare dibattiti e polemiche, ma al momento si attende l'incontro con la Regione che dovrebbe svolgersi entro il mese di luglio. Di fatto il potenziamento che sul rettilineo ANAS sta già facendo, quello va ovviamente portato avanti, definito e realizzato. C'è un primo stralcio finanziato, ma dovranno essere finanziati anche gli altri. E poi è emerso sostanzialmente che per risolvere i problemi dell'accessibilità anche a Chioggia basta fare una variante alla Romea
dei territori di Rosolina e di Chioggia, e quello già darebbe una grandissima risposta. Poi c'è l'attacco all'autostrada nella zona del Brenta, però direi che possiamo serenamente e tranquillamente spostarlo come ultimo intervento, intanto lavoriamo su tutti gli altri, che comunque da lavorare ce n'è. Nel mese di luglio ANAS individuerà i progettisti per la variante di Chioggia e poi si apriranno i tavoli con i comuni interessati per definire la progettualità. E in attesa di conoscere le novità, il sindaco di Chioggia replica. Ma noi daremo tutta la nostra disponibilità, sicuramente l'amministrazione comunale non sarà l'amministrazione comunale del no a prescindere, perché con il no non farai mai nulla. Grazie alla nostra redazione di Venezia per questo aggiornamento. Adesso andiamo a Padova per parlare di cinghiali, perché gli agricoltori sono preoccupati dopo il caso di immissione di un cinghiale che pare venga da un allevamento appunto sui Colli Euganei. Ci stupisce e ci preoccupa la notizia del ritrovamento di un cinghiale femmina con il buco per l'auricolare, segno che era stata allevata e dopo liberata nel Parco regionale dei Colli Euganei. Come CI Agricoltori Italiani siamo in prima linea per far capire come questo animale alloctono rispetto a quello che è l'ambiente dei Colli Euganei sia un pericolo non solo per le colture e per l'attività agricola, ma anche per la sicurezza pubblica. Preoccupa non poco anche gli agricoltori l'immissione di un cinghiale d'allevamento nell'area del Parco Colli Euganei, un tema che da sempre vede le associazioni di categoria chiedere una regolamentazione, come è successo meno di una settimana fa con l'incontro con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. L'abbiamo fatto presente sabato scorso anche al ministro dell'Agricoltura, il ministro Lollobrigida, proprio perché si arrivi finalmente a una revisione di quello che è la norma di salvaguardia della fauna selvatica. Noi chiediamo con forza da diversi anni che questa norma venga modificata e che si passi da un concetto di salvaguardia a un concetto di gestione della fauna selvatica. Gli agricoltori chiedono continuità con le politiche di eradicazione, unica soluzione per risolvere il problema dei cinghiali nei Colli Euganei. Questo tipo di animali devono essere controllati, devono essere eradicati nei posti dove non sono propri, come i Colli Euganei, per permettere alle attività agricole e agli uomini di vivere in tranquillità i propri territori. 13:30 in punto, finisce qui questa edizione di Focus TG. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buon pomeriggio.